Buonasera a tutti e benvenuti alla settima giornata di ritorno del campionato di Serie B Girone B. Questa sera la Luca Sanve ospita Lugo di Romagna per una partita importante per entrambe, visto che arrivano tutte e due da una sconfitta. Le squadre si presentano in quel quintetto base: la squadra di casa della Luca Sanve con Vedovato, Bloise, numero 8 Rossetto, capitano, numero 9 Malbasa e Borsato Stefano con il numero 22. Gli ospiti entrano in campo con Lucarelli, numero 0, numero 3 Pietrini, numero 4 Bracci, numero 10 Seravalli, capitano, e numero 24 Brighi. Palla 2, primo pallone giocabile per Lugo. Tiro, errore del numero 3 Pietrini. Bloise porta avanti il pallone, supera la metà campo per Vedovato. Ancora Bloise, pensa a un tiro. Borsato, ancora Bloise, penetra, scarica Vedovato, che dalla lunetta tira e segna i primi 2 punti per la Luca Sanve. Seravalli per Lucarelli, penetra, insiste, scarica sull'angolo per il compagno, pallone prende il tabellone, ma nel rimbalzo Malbasa commette il suo primo fallo. Rimessa dal fondo, ancora sull'angolo, e tripla per Lugo Brighi. Rossetto dentro per Malbasa, che si gira e mette un bellissimo canestro da sotto. Numero 24 Brighi si fa rubare il pallone da Borsato e in transizione Bloise mette altri 2 punti. Porta avanti il pallone Lucarelli per il numero 4 Bracci, consegnato a Brighi. Altra palla recuperata da Luca Sanve. Bloise cerca fino in fondo e scarica a Borsato, che mette la bomba per il 9-3 di parziale per i bianconeri. Sempre Brighi gioca il pallone, arriva il primo fallo di Rossetto commesso su Pietrini. Rimessa dal lato, Brighi, numero 0, che bel canestro dall'angolo per Lugo, realizzato da Bracci. Sempre Bloise a portare il pallone, cerca di andare fino in fondo e si guadagna un fallo. E rimessa dal fondo.
No. Borsato per Bloise, ancora Borsato fuori. Fallo subito da Vedovato, fallo commesso dal numero 4 Bracci, scusate, non Bracci ma numero 10 Seravalli. Rossetto consegnato a Borsato che tira da 3, primo ferro, Vedovato rimbalzo, scarica su Rossetto, consegna la palla a Bloise. Bloise continua la penetrazione, tenta uno scarico al centro per Vedovato che non va. Transizione per la Lugo che porta un canestro di Lucarelli e che avrà la possibilità di andare anche in lunetta per il tiro libero col fallo di Borsato. Il suo primo fallo, il terzo di squadra per la Luca Summer. Lucarelli lo mette, il parziale 9-8, 5 punti realizzati consecutivi di Lugo, riportano sotto la squadra. Vedovato scarica fuori per Malbasa, Borsato che cerca da sotto l'appoggio ma il pallone si ferma sul primo ferro. Veloce transizione che poi si blocca. Brighi, ancora il numero 4, Brighi ancora da 3, sempre dall'angolo, non va, ma rimbalzo che premia Lugo, che mantiene il pallone con 13 secondi di gioco per l'azione. Fuori per Bracci, consegnato al numero 10 Seravalli che in penetrazione subisce il secondo fallo personale di Borsato. Cambio per la Luca Sanve, esce proprio Borsato, entra Perin e la Luca Sanve è già in bonus, ha speso il bonus falli. Seravalli per Brighi, Lucarelli tira, baglia e Malbasa prende il rimbalzo, consegna a Bloise, passa la metà campo, Vedovato al centro, Perin fallo di piede, pallone che rimane nelle mani dei bianconeri di casa. Per Vedovato, Perin sul perimetro, Malbasa tenta il tiro da 3 che non va. Seravalli porta avanti il pallone, si gira contro Perin, tenta il tiro e subisce la stoppata di Vedovato. Rimessa dal fondo per Lugo. Scarico fuori per Brighi, palleggia in area e trova un bel canestro dal pitturato. Bloise per Perin, il parziale di 7-0 per Lugo permette il primo sorpasso da parte degli ospiti. Bloise, Vedovato, Bloise ancora, Bloise tenta il tiro da 3 che non va, rimessa dal fondo per gli ospiti. Sempre Seravalli porta il pallone, pick and roll e pallone che non va per Bracci. Contropiede veloce di Perin,
ma la palla poi esce, ma rimane in possesso della squadra di casa. Cambio per Luca Sanve, esce Malbasa, entra Marco Mossi. Palla persa nella rimessa, Rossetto. Anche Lugo sta per perdere il pallone, ma fallo del numero, crediamo, il numero 8 Rossetto, il suo secondo fallo, esce, lascia spazio a Bartoli, mentre Seravalli va in lunetta per 2 tiri liberi. Realizza il primo. E anche il secondo. Il parziale a favore di Lugo si allunga, è un 9-0 in questo momento. Punteggio 9 Luca Sanve, 12 Lugo. Perin, Bartoli. Per Bloise, entra e subisce fallo, sperava ma il canestro non gli viene. Subisce fallo e rimessa dal lato. Pietrini. Bloise per Perin. Perin penetra l'area, ma subisce la stoppata e poi si riporta il pallone sull'angolo, tenta il tiro da 3 che non va. Ancora il capitano Seravalli a portare il pallone, va fino in fondo e da sotto dà un pallone che per braccia è impossibile sbagliare. Time out obbligato per la Luca Sanve sul punteggio di 9-14. Parziale di 11-0 per Lugo, indubbiamente pesante. Si riprende. Formazioni in campo sono identiche a prima. Bloise a portare il pallone, a superare la metà campo per Mossi. Vedovato, Bartoli sempre sul perimetro per Perin. Perin va fino in fondo e realizza da sotto, penetrando nella difesa avversaria. Seravalli, ancora Seravalli contro Bloise, grandissimo canestro di Seravalli che penetra tutta l'area e va ad appoggiare a tabellone. Bartoli, Mossi da quest'altra parte, ancora consegnato a Bartoli. Bartoli cerca anche lui, come Perin di prima, stessa azione, penetra fino in fondo e appoggia il canestro al tabellone, scusate, per altri 2 punti. Brighi da 2 punti. La partita è veloce, ci sono cambi di fronte continui. Bartoli per Mossi che da 3 va dalla sua posizione. Marco Mossi, la bomba che riporta la Luca Sanve a -2. Palla persa per Lugo che con il numero 3 Pietrini, dopo aver ricevuto, tocca la riga di fondo. Nel frattempo 2 cambi, entra il numero 32 Rossi e per San Vendemiano esce Vedovato e entra Lurini, mentre per Lugo, come dicevo, è entrato il 32 ed è uscito il numero 3 Pietrini. Mossi ancora cerca l'appoggio di tabella, non va, ma sul rimbalzo Malbasa
subisce il fallo del numero 32 appena entrato. Nel frattempo esce Bracci ed entra il numero 15 Bedin. Perin, Bloise a metà campo, tiro da 3, non va, recupero sempre Seravalli a portare il pallone sotto per il numero 15 appena entrato, lotta con Malbasa ma la meglio, Bedin 2 punti. Bloise ancora, Mossi, sfermi a metà campo, Mossi cerca di penetrare l'area e subisce fallo, andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Fallo del numero 0 Lucarelli, il suo primo fallo. Mossi sbaglia il primo. Si preparano intanto 2 cambi per Lugo e realizza il secondo. 2 cambi come dicevamo per Lugo. Esce il numero 0 e il numero 24. Entrano il numero 6 e il numero 1, rispettivamente De Marchi e Farabegoli. Lancio lungo del capitano che però viene preso da Malbasa, pallone perso, Bloise una finta, sbaglia il tiro da 3 ma Bartoli è pronto per il rimbalzo, ancora Bloise che questa volta va fino in fondo e appoggia morbido a canestro per 2 punti, -1 per la Luca Summer. Palla dentro, trova impreparata la difesa bianconera e Mossi commette fallo, ma il numero 6 andrà in lunetta per la possibilità del terzo punto, perché il canestro viene convalidato. Farabegoli sbaglia, ma il rimbalzo è ancora di Lugo, per poco perché poi Bloise lo recupera. Corre. È arrivato un fischio, un po' in ritardo ma è arrivato. Nel numero 15 Bedin porterà in lunetta Bloise. Bedin non dice niente, quindi probabilmente si è reso conto di aver fatto fallo. Intanto realizza il primo Bloise. E anche il secondo. Capitano Seravalli sempre a portare il pallone. Aia. Altro fallo di Malbasa e questo è il suo secondo. Il suo secondo fallo. Seravalli in lunetta. Buono il primo. Buono il secondo e il +3 per Lugo. Vedovato prende il posto di Malbasa per gli ultimi 59 secondi di questo primo quarto. Mossi per Bloise a portare sempre il pallone. Bartoli, Perin, 2 finte, ma da sotto il pallone si ferma sul primo ferro. Va a rimbalzo Vedovato che subisce fallo e andrà in lunetta. Buono il primo.
Buono il secondo. De Marchi porta il pallone per Lugo. Va fino in fondo, scarica il suo compagno, il solito Bedin che da sotto la mette. Un po' troppo facile per Lugo. Bartoli, Bloise per Perin, dentro per Vedovato che si fa rubare il pallone. E ultimi 15 secondi, probabilmente sarà l'ultima azione di questo primo parziale. Sempre il capitano sotto per Bedin che ne mette altri due. Questa volta è stato ancora più facile di prima. Arriva anche una palla persa per Bloise che tocca la linea di lato, la linea bianca, e ridà la palla in mano a Lugo a 1 secondo e 2 decimi dalla fine del primo parziale. Bedin prova il tiro da 3 che non va e il parziale si chiude 23 Rucchersanve, 28 Lugo. Dall'altra parte Brighi, Farabegoli, il numero 1 De Marchi, Bedin e il numero 32 Rossi. Pallone Rucchersanve, sempre Bloise, centrocampo. Vedovato consegna, no, a Borsato, no, lo consegna a Bloise ancora. Borsato, arresto e tiro, ma non va. Brighi porta avanti, De Marchi, Rossi e Mossi per un momento gli porta via il pallone, e poi da sotto ancora un canestro facile per la Lugo con Farabegoli ed è -7. Perin subisce fallo del numero 24 Brighi dal suo secondo fallo. Mossi penetra e cerca di scaricare su Vedovato, ma gli avversari bloccano. Stoppata di Vedovato, è la sua seconda della serata. Perin, Vedovato sotto, sembrava un fallo. E la Rucchersanve fortunatamente non viene punita dal tiro da 3. Borsato in velocità per Bloise, Bloise dentro per Vedovato al centro, bellissimo canestro, un bel gancio da sotto e realizza i primi 2 punti del parziale anche per la Rucchersanve. Brighi, il numero 6 Farabegoli, Rossi da 3, non va, primo ferro, rimbalzo di Borsato da Perin, era tentato dal tiro Bloise ma ridà Perin che dà sotto, bellissimo assist sotto per Mossi che non sbaglia appoggiando a canestro, e Lugo chiama time out sul punteggio di 27 Rucchersanve, 30 Lugo di Romagna. Coach Mian ha qualcosa da dire sul precedente fallo di Vedovato, su Vedovato, ma si va avanti, si riprende. Intanto c'è stato un cambio, Bartoli ha preso il posto di Bloise per la Rucchersanve. Per Lugo è rientrato Bracci. Bracci riceve il pallone, Brighi lo porta avanti e va quasi a canestro, Terca ma sbaglia,
Perin, Mossi, no scusate, Borsato, Perin ancora. Piede, fallo di piede di Bedin e pallone ancora in mano alla Luca Sanve. Vedovato per Mossi, fuori. Mossi per Borsato, Borsato prova ancora da 3, non va neanche questo. Mossi trova il rimbalzo ma consegna il pallone a un avversario e però poi se lo va a recuperare in difesa su errore da parte di Lugo. Perin, arresto e tiro dalla lunetta, non va. De Marchi da sotto per scarica per Bedin per Brighi che penetra e trova il fallo di Bartoli, primo fallo. Nel frattempo rientrano sia Bloise che Rossetto, lasciano il posto Perin e Bartoli e dall'altra parte rientra in campo il capitano Seravalli per Lugo. Intanto abbiamo Brighi in lunetta. Buono il primo. Buono il secondo, ancora più 5. Sono i punti di vantaggio, i 5 di Lugo. Bloise, Mossi, consegnato a Bloise. Mossi, pick and roll, va dentro. Subisce fallo, ma sarebbe stato premiato col canestro che non c'è stato. Va comunque in lunetta per 2 tiri. È arrivato il terzo fallo di Brighi che esce, lascia il posto a Lucarelli, esce anche Bedin e ritorna in campo Pietrini. Mossi. Uno su 2 anche in questo caso per lui. Poi cercando di la palla in pressing commette fallo. È il suo secondo e lascia il posto a Malbasa. De Marchi per Lucarelli, ancora consegnato a De Marchi che fa tutto il giro del campo e poi tira da 2 ma sbaglia. Bloise in contropiede fermato. Bloise ancora dentro per Vedovato che però viene raddoppiato e sbaglia. E sotto subisce i 2 punti di Lucarelli. Il contropiede della Lugo anche in questa occasione ha portato un giocatore sotto. Bello questo assist di Malbasa per Bloise che tutto solo sotto appoggia canestro. Bloise contro Perin. Bloise commette fallo. Scusate. Bloise su De Marchi, commesso il fallo. Un ragazzo del 99. Non ha ancora 20 anni.
tiro da 3 che non va, rimbalzo di Malbasa, ancora Bloise, attacca Malbasa, prova da 3, finta e subisce fallo, ma si andrà a lato. Rimessa su Malbasa, consegnato a Borsato che subisce ancora fallo, e a 5 minuti dal termine di questo parziale Lugo spende il bonus. Nuova rimessa, Bloise sempre per Malbasa, di nuovo Bloise, Borsato sull'angolo, nuovamente Vedovato, cerca Rossetto, quasi sulla sirena. Bloise trova Malbasa sull'angolo per un'altra bomba e no, è il terzo fallo di Malbasa, questo è pesante. Anche la Luca Sanve spende il bonus e Lucarelli va in lunetta per 2 tiri liberi. Due su 2 e più 3. Malbasa, c'è un pressing di Lugo, riesce a passare il pallone la Luca Sanve anche bene, ma poi non riesce a concretizzare l'attacco. Pallone ancora in mano, Rossetto dal fondo per Malbasa, Bloise dall'angolo, prova tiro da 2 ma non va. Lucarelli per Bracci contro Vedovato, perde la palla che tocca la riga di fondo, palla persa per Lugo, palla recuperata per la Luca Sanve. Borsato a portare il pallone, ancora Bloise, Malbasa per Bloise, fuori per Borsato, sempre sul perimetro, dentro per Malbasa che va fino in fondo da sotto e riporta la sua squadra a -1. Partita sempre equilibratissima. Ecco, altra palla recuperata da Bloise che prova all'arresto il tiro da 3 e mette anche lui la bomba. Il primo sorpasso Luca Sanve, 38-36. De Marchi prova sotto per Bracci, ma la Lugo perde il pallone. De Marchi esce e entra Rossi. Si riprende con Bloise. Rossetto consegnato a Bloise. Bloise riprova ancora da 3 e ci ha preso gusto. 6 punti consecutivi per lui e più 5 per la sua squadra. Il capitano sotto per altro pallone recuperato con forza. Bloise scarica su Borsato che non può essere da meno di Bloise, e sono 3 bombe di seguito che in un batterbaleno portano più 8 la squadra di casa. Un parziale di 9-0 che
si riparte. Sulla rimessa Rossi si fa portare via il pallone da Borsato, che lo dà a Bloise, che con 3-4 metri di spazio decide di tirare ancora da 3 e sono 4 le bombe di seguito per la Luca Sanve. Ennesimo pallone perso da Lugo, che in attacco ormai la terza palla persa di seguito, un po' banale come Bloise subisce fallo con un po' di mestiere dal numero 32 Rossi, che cadendo sopra si fa anche un po' male o al ginocchio o alla coscia. Rossi è costretto ad uscire e prende il suo posto De Marchi. Nel frattempo Bloise va in lunetta. Buono. Buono. E il parziale diventa di 14-0. Parziale importante. Il capitano a portare il pallone. Fallo di Borsato ed è il suo terzo fallo anche per lui. Rientra Perin e rientra al posto proprio di Borsato. Fallo un po' ingenuo, vogliamo dirlo. Oppure manda in lunetta Lucarelli, scusate, Seravalli, capitano, che mette il primo e mette il secondo e blocca un po' l'emorragia di punti di Lugo. Luca Sanve rimane a più 11 a 2 minuti dal termine del parziale. Bloise, Perin, Bloise ancora per Bartoli, che scarica su Vedovato, che addirittura viene triplicato e non riesce ad andare a tabellone, ad appoggiare a tabellone, mentre Perin si guadagna un fallo di sfondamento da parte del numero 0 Lucarelli, e anche per lui è il suo terzo fallo. Nel frattempo rientra in campo Mossi al posto di Malbasa, che insieme a Borsato sono i più penalizzati dai falli con 3 a testa. Una rimessa in metà campo Luca Sanve, Mossi per Bloise, sempre De Marchi che lo affronta, Mossi consegnato ancora a Bloise. Bloise, Perin sull'angolo, fa una finta, dà sotto un bellissimo pallone, bella azione questa per Mossi, che subisce un evidente fallo e andrà in lunetta. Questa volta fa 2 su 2, più 13 ancora il vantaggio. Nel frattempo esce Lucarelli per Lugo e entra il numero 6 Farabegoli. De Marchi a portare il pallone fino in fondo, fa arresto e tiro e mette il canestro da 2. Bravo, anche se Perin da sotto
Bellissima azione fra Marco Mossi e Marco Perin. Perin non riesce ad appoggiare e a fare canestro, ma comunque si è guadagnato un fallo e 2 tiri liberi. Due su due anche per lui. Esce per Lugo Seravalli ed entra Rossi, che probabilmente non è successo niente prima, era un risentimento, si è ripreso. Rossi per Farabegoli, ancora il giovane De Marchi per Rossi. Rossi penetra e trova il suo compagno Bracci sotto canestro per un canestro piuttosto facile. Perin, bello per Vedovato che va direttamente a schiacciare. Grande assist di Perin, ma grande anche il gesto atletico di Vedovato. De Marchi sempre sotto per Brighi. Brighi da fuori, arriva il tiro ma sbagliato del numero 3 Pietrini. Riprende la palla il Perin, che è scatenato, scarica un bellissimo assist a Mossi, che però da 2 questa volta sbaglia. Mancano 14 secondi al termine del secondo parziale. De Marchi consuma un po' di tempo, poi cerca il centro. Attenzione, sbaglia De Marchi, un compagno prende rimbalzo ma sbaglia anche lui. Il punteggio rimane 55 Luca Sanve e 42 Lugo. Si riprende dopo il riposo lungo e la Luca Sanve si presenta con Rossetto, Bloise, Vedovato, Malbasa e non vedo l'ultimo, Marco Perin. Dall'altra parte Lugo con Brighi, Bedin, il capitano Seravalli, Lucarelli e il numero 24 Brighi. Palla per Lugo. Brighi. Scusate, c'è anche Bracci in campo per Lugo. Terza stoppata di Vedovato, la terza della serata. Bloise, Perin dentro per Vedovato che si fa portare via il pallone. Brighi ancora, sempre col pallone fino in fondo e trova un bel canestro morbido. Primi 2 punti per Lugo. Malbasa, Rossetto, Malbasa evita l'avversario ma non tocca neanche il ferro, il suo tentativo, e pallone di nuovo in mano a Lugo che con Brighi scarica sul capitano sul perimetro che tenta tiro da 3 che non va. Vedovato passa a Perin che dà a Rossetto per un veloce contropiede da sotto, mette i primi 2 punti suoi per la squadra per la sua squadra in questo parziale. Sempre Brighi a portare il pallone per Bedin per Bracci da sotto, lotta, Malbasa contiene questa volta bene e i 24 secondi passano.
senza un tentativo di tiro, quindi palla persa per Lugo. Di nuovo Bloise, Perin, Bloise ancora, Bloise fino in fondo. Canestrone di Bloise che trova l'appoggio. Dall'altra parte non si capiscono due compagni, peccato. E in transizione una palla persa arriva anche per la Ruka Sanve, Perin per Malbasa, ma un po' lungo il pallone. Di nuovo Lugo in attacco con Brighi per Seravalli, perde per un attimo il pallone, gli fa blocco il suo compagno, poi il pallone lo perde realmente e con un po' di fortuna Bloise riesce a non perdere il pallone dando un assist molto particolare a Perin da sotto, che mette altri 2 punti per il 6-1. Ruka Sanve 44 Lugo. Time out squadra ospite. Si ritorna in campo, nessun cambio per la Ruka Sanve e nemmeno per Lugo. Lucarelli a portare il pallone, Rossetto lo pressa con grinta, Brighi, sempre lui, e alla fine subisce il fallo di Perin. Brighi ancora sull'angolo, continua la sua battaglia personale, questa volta il pallone da sotto non entra e a rimbalzo alla meglio la Ruka Sanve, un rimbalzo di squadra. Bloise sull'angolo per Rossetto che tira il tiro da 3, ferro e pallone deviato all'ultimo da un giocatore ospite e la palla rimane Ruka Sanve. Rimessa Perin, Malbasa fuori, Perin ancora e Perin subisce il fallo del capitano e probabilmente del capitano Seravalli, è il suo quarto fallo. Costretto al cambio, ad uscire e lasciare il posto al giovanissimo De Marchi. Malbasa non trova un compagno, ma la palla rimane comunque Ruka Sanve. Di nuovo rimessa Malbasa per Vedovato. Vedovato consegnato a Bloise, Bloise prova da 3 ma non va, si ferma sul primo ferro. Fallo di Bloise per bloccare la penetrazione di Brighi. Un buon fallo, è il suo secondo e rimessa a Lugo. Lucarelli per Bracci per De Marchi per Bedin che attacca Vedovato, cerca di andare fino in fondo ma ha trovato un muro questa volta e non riesce. Palla recuperata Ruka Sanve, Perin da Rossetto, peccato, prova da sotto ma non va. Ha fatto un'azione personale ma e intanto in transizione veloce arriva la bomba di Brighi per il meno 14. Sempre Bloise, Rossetto, Vedovato, Bloise. Arriva il fallo del numero 20.
nel numero 15 Bedin. Arriva il secondo fallo, rimessa dal fondo. Perin per Bloise che ritorna a Perin che gira tutto attorno, cerca Vedovato sotto che perde per un attimo il pallone, poi scarica su Rossetto, arresto e tiro di Rossetto e bellissimo canestro da 2 punti per il capitano. Rossetto un po' troppo intenso nella difesa e commette fallo, è il suo terzo fallo e lascia momentaneamente il posto a Borsato. Palla persa da Lugo. De Marchi non contiene un passaggio di un suo compagno, ma non era facile. Intanto Perin dall'altra parte passa al centrocampo, passa Borsato, fa un blocco Vedovato per Borsato, Borsato per Malbasa che cerca di penetrare dall'angolo ma subisce fallo nel numero 15 Bedin, terzo fallo. Cinque minuti esatti al termine di questo parziale, consegnato a Perin, Perin blocco Vedovato sul pitturato, commette infrazione di passi. Palla persa ed ora De Marchi di nuovo a portare il pallone a Bedin sotto che Malbasa contiene fino a un certo punto e arriva il quarto fallo di Malbasa, se non ho sbagliato i conti. Quarto di Malbasa, esce anche lui per il momento e entra Mossi. Il fallo era sull'azione di tiro e quindi Bedin va in lunetta. Mette il primo. Anche il secondo per il meno 14 della sua squadra. Borsato a portare il pallone in questo caso per Perin. Bloise esce dall'area a prendersi il pallone, attacca Mossi da 3 ma non va. Brighi invece da 3 e va. Brighi riporta la sua squadra a meno 11 a 4 minuti a fine del terzo parziale. Bloise per Marco Mossi per Perin sull'angolo. Perin trova un bellissimo assist per un Mossi che da sotto è proprio da solo. E poi Mossi si va a prendere uno sfondamento, bravo, di Bedin che commette il suo quarto fallo. Nel frattempo Perin esce e lascia il posto a Bartoli. Mossi 2 punti in attacco e fallo subito, sfondamento in difesa e pallone recuperato per la Ruka Same. Bloise Borsato per Mossi ancora sul perimetro per Bloise da dentro a Vedovato che subisce fallo e andrà in lunetta. Si era liberato bene del suo controllore Bracci, ma
Ah sì, esce. Sbaglia il primo. Mette il secondo. Più 14. De Marchi per Farabegoli. De Marchi dentro, senza paura questo ragazzo. Penetra, subisce il fallo di Bloise, andrà in lunetta anche lui per 2 tiri. Nel frattempo arriva un altro cambio, Bloise esce e lascia posto a Perin. De Marchi 2 su 2. Ora Perin a portare il pallone. Borsato esce dall'area, ridà a Perin. Ancora per Borsato. Cerca un attacco Vedovato, 6 secondi. Perin fino in fondo. Ah, bellissima azione, ma che non viene premiata a canestro. Veloce contropiede che trova un po' impreparata la difesa bianconera, che subisce il canestro di Farabegoli, e Rukers e la Lugo si rifà sotto a meno 10. Mossi, bello, questa volta Mossi ricambia gli assist di Perin, questa volta l'assist lo fa lui e trova Perin da sotto che mette un bello canestro. Vedovato che salta, forse fa l'errore di saltare, anche se sembrava verticale, ma e manda in lunetta Farabegoli. Che sbaglia entrambi i palloni, sbaglia entrambi i tiri e Mossi recupera il rimbalzo. Ah, palla persa. Alla cieca De Marchi. Beh, questo è un tiro da 3 che non tocca neanche il ferro. Recupera Bartoli, un po' di confusione in quest'ultimo minuto sia da una parte che dall'altra. Perin per Vedovato non attacca da Perin che va fino in fondo e si guadagna 2 punti di forza da sotto. De Marchi prova da 3, non va, ma il rimbalzo è recuperato da Brighi. Brighi scarica ancora su De Marchi, poi ancora su Pietrini che cerca un altro tiro da 3, ma i rimbalzi in questo momento sono tutti di Lugo. Ah. E Brighi si guadagna 2 tiri liberi con un fallo di Saverio Bartoli che ha cercato in tutti i modi di evitarlo, ma non ci è riuscito. Brighi mette il primo e mette anche il secondo per il meno 12. Perin si libera un po' del suo difensore. Perin, arriva un blocco, un fallo in attacco di Vedovato, un blocco irregolare fatto a favore di Perin, ma
l'arbitro fischia. Sì, vedovato. Sì, blocco del vedovato, blocco irregolare per vedovato nel secondo fallo. Da quest'altra parte De Marchi, Bracci sta per perdere il pallone, Pietrini con forza, e questa volta ha ragione lui e mette 2 punti dal -10 e mancano 25 secondi al termine del parziale. Partita rimane pienamente aperta, Perin fino in fondo. Non riesce a concludere, ma trova una deviazione e riprende per Saverio Bartoli. Borsato sull'angolo, non va. Adesso siamo un po' scoperti. Brighi cerca il recupero da 3 ma non va, e Mossi invece dall'altra parte sulla sirena mette uno dei suoi canestri. È la sua posizione, la sua mattonella, e riporta la Rucker Sanve a 73 mentre Lugo chiude a 60. Ultimi 10 minuti di gioco. Rucker Sanve si presenta con Mossi, Bloise, Bartoli, Borsato e Malbasa. E dall'altra parte Bracci, Brighi, Pietrini, De Marchi e il numero 6 Farabegoli. Primo pallone giocato dalla Rucker Sanve, Malbasa fermo sul perimetro da Bloise. Bloise decide di tirare da 3, non va. Mossi va a rimbalzo e col secondo tocco mette 2 punti importanti. De Marchi prova subito da 3 ma non è fortunato, e attacco nuovamente per i bianconeri. Malbasa ancora tiene il pallone, Bloise per Borsato che esce e da 3 questa volta non sbaglia e porta a più 18 la sua squadra. Bello questo, Malbasa lavora bene. Mossi si perde un po' il suo avversario che mette un canestro da 2 da sotto. Borsato per Bloise, Bloise gira, va fino in fondo, si arresta e evita la stoppata e mette altri 2 punti. Brighi velocissimo, è convinto di aver subito fallo da Malbasa, protesta e si prende un tecnico. Lucarelli per Lugo entra al posto di Farabegoli. Nel frattempo tira il libero del tecnico Bloise, lo segna, massimo vantaggio di più 19 per la Rucker Sanve, e rimessa e palla in mano ancora per Rucker Sanve. Mossi, Malbasa, c'è movimento, Bloise, Malbasa ancora, perde il pallone questa volta e di là arriva subito di là Brighi e mette da sotto. Veloci i contropiedi di Lugo che trovano impreparati, al minimo errore Rucker Sanve. Malbasa tiene il pallone, lo protegge bene e subisce fallo. Esce De Marchi ed entra Rossi. Anche Rossi
20 anni. Borsato per Malbasa che prova da 3, non va. Rimbalzo conquistato da Lugo, corre Pietrini e subisce, mi sa, il quinto fallo di Malbasa, a meno che sì, avevo visto giusto. Quinto di Malbasa che lascia il posto a Vedovato. Due tiri, il primo viene sbagliato da Pietrini, anche il secondo non va e alla fine, dopo un po' di carambole, il pallone arriva in mano a Lugo e Saverio. Bartoli commette il suo secondo fallo, quindi il pallone rimane a Lugo con 14 secondi per questa azione d'attacco. Rimessa e tiro immediato che non va. Bloise recupera il rimbalzo e passa la metà campo. Pallone per Borsato. Borsato cerca di penetrare, subisce il fallo ma prima del tiro del canestro e quindi si riprende da lato. Altro cambio, Pietrini esce per Lugo ed entra il capitano numero 10 Seravalli. Mossi, Vedovato, Borsato, Mossi ancora, si porta al centro, tenta il tiro da 3 ma non è preciso questa volta. Palla lunga che sembrava premiare Lugo, in realtà mantiene il pallone in attacco. Capitano sotto, troppo facile per Rossi che mette 2 punti per il meno 15. Di nuovo Bloise, Borsato per Vedovato, consegnato di Mossi per Bloise che cerca il canestro, il tabellone e consegna un assist dietro la schiena per Mossi, entrambi bravi. Bravo Borsato, cerca non va. Bloise recupera il pallone, tanta energia in questa azione ma Rukersam riesce a mantenere il controllo del pallone. Mossi, grande Mossi e alley-oop, se si dice così, di Bartoli. Brighi dietro la schiena, grande azione, finta contro finta e va a mettere 2 punti che sembrano facili ma non lo sono. Bloise, Borsato per Bartoli che dall'angolo prova, non va. Bracci da 2, si trova solo,
e non può sbagliare. Meno 15 per la sua squadra e mancano ancora 5 minuti da giocare. Bartoli viene raddoppiato, rischia la palla persa, ma in realtà arriva proprio la palla persa. Lascia il posto Bartoli per e entra anche Lurini al posto di Borsato e Perin al posto di Bartoli. Brighi prova il tiro da 3, era molto libero ma non va, e Mossi a rimbalzo si fa trovare pronto. Bloise, Lurini per Perin, Vedovato da sotto che la dà Mossi. Belle giocate queste, fatte con calma, però in difesa non stiamo facendo bene nello stesso modo. Seravalli si trova una mezza autostrada e va ad appoggiare a tabellone. Bloise, Lurini, Bloise ancora da fuori, Perin, Mossi si muove tantissimo, attacca il canestro, scarica su Lurini, grande Nicolò, bellissimo scarico di Mossi, assist, e arriva la quarta stoppata, mi pare, se non sbaglio, della serata per Vedovato. Perin, arresto tiro da sotto, altri 2 punti e sono il più 19, ancora il massimo vantaggio a 3 minuti e 40 dalla fine della partita. Un fallo in attacco, un blocco irregolare di credo Bedin, e probabilmente il suo quinto fallo. Vediamo. Sì, esatto, e rientra Bracci. Bloise, Mossi, Perin, scarico, Mossi, prova a darla a Perin in modo un po' senza guardare, è un po' fortunato perché la deviazione è di Lugo. Rimangono 10 secondi per questa azione d'attacco. Mossi, Vedovato, Bloise si arresta, prova il tiro da 3, poi ci ripensa, dà sull'angolo a Mossi che segna, ma da 2, va bene lo stesso. Tentativi da 3 da fuori di Lugo che non vanno, mentre la Ruka Sanve ha raggiunto questa volta il massimo vantaggio, più 21. Il capitano fuori, c'è un po' di stanchezza, questa volta arriva una palla persa per Lugo e c'è spazio anche questa sera per Giordano Durante che lascia il posto, prende il posto di Bloise che si prende una standing ovation. Grande serata la sua. Per Lugo entra anche per la prima volta Bazzocchi. Durante a portare il pallone, Mossi, Lurini, Durante, Vedovato, Perin sotto per Mossi che si protegge bene il pallone, ne mette altri 2. Mossi, ridendo e scherzando, ha messo 24 punti. Bloise è uscito, ma anche lui ne ha messi 26. Tentativo di Bracci che sbaglia. Mossi ancora dall'angolo e sono altri 2
Niente da fare. 26 punti. Grande anche la sua serata, grande prestazione. Arriva il fallo di Vedovato. C'è spazio per la Luca Sanve anche per esce Mossi, anche lui un grande applauso ed entra Battistuzzi. Manca 1 minuto e 46 e i punti di vantaggio della Luca Sanve sono 25, 97 a 72. Brighi attacca, scarica sul capitano che da 3 sbaglia, rimbalzo di Lurini, giravolta di Perin che vuole andare fino in fondo, ha ragione lui, ne subisce fallo, andrà in lunetta. E c'è spazio anche per Edward Oye, anche lui 19 anni, prende il posto di Vedovato. Grande, bella anche la sua prestazione. Ha lottato. Intanto Perin mette il primo libero, mette anche il secondo e la Luca Sanve arriva a 99. Brighi porta avanti il pallone. Bracci. Brighi ancora. Scarica, cercano sempre su Rossi, cercano sempre il tiro da 3, rimbalzo, premia ancora Rossi e Lurini lo ferma e lo manda in lunetta. Qualche cambio anche Lugo, rientra De Marchi. Prova sotto per Bazzocchi ma non va, la recupera la Luca Sanve, Perin fino in fondo, prova ma riceve, sembrava una palla recuperata da Durante, invece è il suo primo fallo. Intanto Perin stanco sicuramente, ma grande anche la prova sua, veniva da una settimana in cui non si è allenato completamente per un piccolo risentimento. Lascia il posto a Bartoli, nel frattempo Lugo va in lunetta con De Marchi. Sbaglia il primo. Mette il secondo, meno 26 e mancano 55 secondi al termine. Durante per Battistuzzi che per poco non perde il pallone ma riesce e dà a Lurini e Lurini ne mette altri 2. In questo momento abbiamo in campo 3 ragazzi di 19 anni, uno di 17 e con loro, anzi scusate, 4 ragazzi di 19 anni, sono tutti 2000 tranne Durante che è un 2002. Lotta sotto canestro, batti e ribatti, carambole finché alla fine la prende Bartoli a 16 secondi alla fine, ma si chiude qua con il 101 a 73 della Luca Sanve. Vittoria evidentemente meritata. È durata la partita 15 minuti nei quali c'è stato un sostanziale equilibrio, poi 4 bombe consecutive a metà del secondo parziale della Luca Sanve hanno dato quello strappo che poi alla fine si è portato fino alla fine. Lugo ha continuato a giocare comunque fino a riportarsi a meno 10, ma poi la stanchezza non gli ha permesso di continuare. La Luca Sanve ha dilagato e ha vinto meritatamente. Buona serata a tutti.